ritengo che quando hanno elaborato questa riforma costituzionale probabilmente avevano della roba tagliata male quei giorni, per cui sono partiti e poi non si sono più fermati. Beh, faceva parte del patto del Nazareno anche questo, Ma non è che perché il patto... Allora, il famoso patto del Nazareno rotto dopo le elezioni di Mattarella. Nel 1948 è stata votata una Costituzione, frutto, e se ne vedevano anche benissimo all'inizio, frutto del fatto che le due grandi forze popolari, dopo la guerra, mettevano dentro Costantino Mortati, Benedetto Croce, mettevano dentro il massimo del sapere e il massimo della cultura. La nostra Costituzione ne risente ancora oggi. Evolvendosi la società e modificandosi, bisognava valutare con profondità che tipo di nuova Italia istituzionale bisognava elaborare. Si è fatta una soluzione a ribasso. Se il modello era quello del Bundesrat tedesco, allora bisognava accompagnarlo e la modifica della Costituzione doveva essere l'ultimo atto, non il primo. E il risultato Spieghiamo ai telespettatori come perfetto. è organizzato. La Germania ha una Camera cosiddetta bassa, che equivale al nostro Parlamento, e ha un Bundesrat, è il rappresentante delle regioni, che in realtà, essendo uno Stato federale, sono i rappresentanti degli Stati federali. Da noi è partito il processo federalista, poi ci si è fermati, poi riparte in modo surrettizio. Il risultato è quello che è stato votato dalla Camera e dal Senato, che onestamente non è né carne né pesce, perché il mandato rappresentativo di ognuno, per esempio un grande sindaco non è che nella sua vita ha come imperituro mandato quello di rappresentare le istanze nel Senato del cosiddetto delle autonomie. È una soluzione, chiamiamola pure all'italiana, che non darà che risultati secondo me avvelenati, ma non li vedremo adesso, li vedremo fra qualche anno. Le faccio un esempio: 2001, modifica della Costituzione votata dal centro-sinistra di allora, 4 voti di maggioranza, soli 4 voti di maggioranza. Siccome la sinistra doveva inseguire la Lega nel federalismo per non perdere voti, cosa fece? Mise gli elementi, a loro modo di vedere, federalisti, senza metterlo in Costituzione. Il risultato è che nacque la cosiddetta competenza concorrente, per cui le regioni avevano delle competenze concorrenziali con quelle dello Stato. Risultato, un casino totale nelle competenze, con la Corte Costituzionale a derimere e immersa in una quantità impressionante di conflitti. Dopo 15 anni è chiaro che lo Stato si è... Io non ho mai visto in vita mia una competenza data, che so, a un ufficio, a una regione, a una provincia, che rinuncia alle proprie competenze. È un paese, il nostro, a competizione permanente. Il risultato, dopo 15 anni, per fortuna che Renzi se ne è accorto, ha detto: bisogna smettere con questo tipo di strano federalismo. Solo che mi fa una roba peso, insomma, se mi è permessa una licenza dialettico-veneta.